Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a Casa Tua, la rubrica del circuito è dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Come potete vedere oggi abbiamo moltissimi ospiti e quindi diamo subito il benvenuto a Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello della compagnia Stivaccio Teatro, che vedremo ospiti in molti teatri del circuito ERT nelle prossime settimane. Li ricordiamo brevemente, quindi li vedremo a Monfalcone, Polcenigo, Tisana, Zoppola, Grado e San Vito al Tagliamento. Quindi avrete modo di esplorare molto del Friuli Venezia Giulia e quindi io vi ringrazio per essere qua con noi a presentare i vostri spettacoli. Grazie a te. Grazie a te. Quindi, Stivalaccio Teatro, parliamo un po' da chi siete. Siete appunto una compagnia di Vicenza e vi occupate di teatro popolare, commedia dell'arte e arte di strada. Potete raccontarci un po' di più di chi siete e che tipo di teatro fate? Prego, Presidente, vada lei con le istituzionali. Il tipo di teatro che facciamo noi veniamo dalla commedia dell'arte e il mondo del clown, grazie ad Anna, e quindi quello che facciamo, quello che ci siamo ritrovati a fare è una sorta di teatro popolare nel senso, nel termine di un teatro per tutti, che non guarda a categorie sociali, che non guarda a divisioni, ma che tende a riportare e vorrebbe riportare le persone a teatro. Questo non vuol dire che è un teatro soltanto che fa ridere, che è un teatro che vuole soltanto divertire, ma nei nostri spettacoli cerchiamo di dare anche la contropartita, quindi anche una parte più seria. Quello che poi per noi è il teatro popolare, un teatro che non deve essere soltanto puro gioco, puro divertimento, ma che è un teatro completo, totale, completo, un teatro delle origini, potremmo dire. E quindi potremmo chiamarla, c'è un po' di commedia dell'arte, ma in realtà strizziamo l'occhio a Dario Fo, a quello che sono i vecchi giullari, i buffoni e anche alla contemporaneità, perché in quanto siamo vivi fino a prova contraria, salvo imprevisti, ecco, è pur sempre un teatro contemporaneo, perché noi prendiamo i testi classici e li rielaboriamo secondo la nostra maniera, il nostro modo, che appunto è quello del teatro popolare. Infatti, partendo proprio dalle date imminenti, il primo spettacolo della vostra compagnia che vedremo in scena è Romeo e Giulietta, l'amore è saltimbanco, che è appunto in programma a Monfalcone il 15, il 16 e il 17 giugno, poi a Polcenigo il 18, alla Tisana il 19 e poi arriverete anche a Zoppola il prossimo autunno. Appunto, la storia di Romeo e Giulietta è arcinota, ma voi la portate in scena in una versione un po' personalizzata, non proprio classica, a partire appunto da Giulietta, che è interpretata da te, Anna, una Giulietta diversa da come uno se l'aspetta. Atipica, no? Atipica. Sì, allora noi giochiamo sempre su due livelli nei nostri spettacoli, non si rappresenta mai il testo completamente, ma partiamo dagli elementi storici dei commedianti realmente esistiti nella storia della commedia dell'arte, e quindi abbiamo Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni che si ritrovano, poi quando parleremo del Don Chisciotte parleremo meglio di questi due comici realmente esistiti, e noi ci siamo inventati che incontrano Veronica Franco, che era una prostituta, diciamo, dell'epoca. Una cortigiana onorata, esattamente. Poetessa, ha scritto, era acculturata e ha incontrato le più grandi figure storiche del panorama che c'era a Venezia. E quindi noi abbiamo giocato su questo doppio livello, il livello di raccontare la storia di Shakespeare, di Romeo e Giulietta, ma è sempre un pretesto. In realtà raccontiamo la storia dei commedianti dell'arte dell'epoca, compreso anche, sono state le prime compagnie ad avere effettivamente delle donne in scena, pensiamo a Isabella Andreini e altre. E quindi sì, giusto. No, diciamo che nasce un po' da un cortocircuito storico. Esatto, perché esatto, è un fatto realmente accaduto, che Enrico III di Valois, che doveva essere incoronato re di Francia, di passaggio da Venezia si fa in qualche modo intrattenere dal doge per 24 ore, quindi
al Fondaco dei Turchi fanno delle feste strepitose, tra cui i comici gelosi di Pasquati, Salimbeni e tutto il resto della compagnia rappresentarono uno spettacolo per Enrico III di Valois, e fu un successo talmente straordinario che poi il re di Francia li volle a Versailles l'anno dopo, quindi divennero proprio delle vere e proprie star. Ma le cronache raccontano che nella stessa notte egli giacque, se dico volle fortissimamente, giacque con Veronica Franco. Abbiamo studiato. E quindi non è detto che Veronica Franco e i comici si siano incontrati, ma da questo, come dire, spazio-tempo comune è nata l'idea dell'amore saltimbanco, che non per niente il nostro Romeo e Giulietta, così come gli altri testi della trilogia, hanno sempre un sottotitolo, proprio per far intendere, come diceva Anna, che non prendiamo la tragedia di Shakespeare e la mettiamo in scena, ma ci serve come pretesto per fare un lavoro di adattamento, di ricostruzione, di rimasticazione. Anche perché all'interno dello spettacolo Romeo e Giulietta, l'amore saltimbanco, in realtà citiamo quasi, moltissime. L'80% delle opere del Bardo e addirittura la cornice dei comici è un omaggio, un richiamo ai comici dell'arte, agli artigiani del Sogno della Notte e Mezz'estate, perché è una grande prova aperta per costruire lo spettacolo da far vedere al principe e al doge, quello che poi fanno i comici nel Sogno della Notte e Mezz'estate. Quindi è un continuo richiamo, come facevano i comici al tempo, uno zibaldone, vanno un po' in confusione. Sì, cioè poter citare più opere possibili in modo da essere più riconoscibili, come si faceva effettivamente una volta. E quindi il pubblico contemporaneo come reagisce a questa messa in scena? Il contemporaneo che è vivo anche lui, fino a prova contraria. Il pubblico quando ritrova le parti shakespeariane molto note, come il balcone di Romeo e Giulietta, la scena del balcone, come il monologo di Shylock o l'Amleto, quando ritrova queste cose si diverte, no? Perché gli strizzi l'occhio e lui si riconosce in quello che tu stai raccontando. Poi ovviamente c'è la parte comica, tutto lo spettacolo è uno spettacolo comico, e come dicevo prima ci sono dei rimandi però alla tragedia, perché Romeo e Giulietta è pur sempre una tragedia. E poi c'è l'aspetto dell'improvvisazione. E quindi l'improvvisazione fa in modo che lo spettacolo sia unico ogni volta e permette al pubblico contemporaneo, finora vivo, di partecipare attivamente, e questo li coinvolge. Ci sono state delle volte in cui le persone non sapevano bene come muoversi, altre volte che parlano prima che tu. Tanto è vero che la gente, siccome è unico ogni volta, tanto è vero che il pubblico, qualcuno viene a vederlo più volte e dicendoci: ma veramente voi fate questa roba? Siete così idioti? No, nel senso etimologico, idiota. Guarda come eravamo giovani qua, belli. Questa è una foto del 72. No, del 2015, ma mi verrebbe anche da dire 7-8 chili fa. Almeno per quanto mi riguarda. 1000 chili fa. Io dovrei essere più o meno. Eravamo giovani e belli. E anche più colorati. Molto colorati. Decisamente, principe azzurro. Io ero vestito da principe azzurro. Insomma. Vabbè, ma basta, questo sembra che andiamo al filmino del matrimonio. Nel frattempo c'è stata una pandemia che ha condizionato un po' il mondo del teatro, e appunto mi interessa sapere, per voi che lavorate col pubblico e che ricercate anche l'interazione, come immaginate di ricostruire un po' questo rapporto dopo tanto tempo senza spettacoli? È stata una pandemia. Intanto ci teniamo a precisare, noi non c'entriamo niente. Non è colpa nostra. Niente. No, non ci piacciono. Noi una volta li mangiavamo in sushi, ma adesso non più. Sì, adesso li scottiamo prima, perché crudi no. Però non è colpa nostra, lo Giuriello. Noi allora abbiamo appena ripreso, tra l'altro da 3 settimane. Dal 18 maggio. Dal 18 maggio abbiamo fatto circa 7-8 spettacoli, una decina, dai, farla grande. E allora, ancora questa cosa del distanziamento e della mascherina, ovviamente per chi lavora sul comico
Si sente, perché la comicità ha bisogno di una risposta, e quando il pubblico fa massa critica, cioè proprio le battute che tu lanci rimbalzano contro lo spettatore che ti rimanda la sua energia, lo spettacolo cresce, monta, no? Quindi si arriva sempre ad un climax. Sì. Così è un pochino ancora dispersivo, soprattutto non li vedi in faccia. Noi abbiamo sempre bisogno di vedere il pubblico per capire, per parare il colpo, per capire da che parte andare. Noi lo chiamiamo l'altro attore. Abbiamo fondamentalmente bisogno che la sua risposta ci guidi. Però c'è da dire che il pubblico che sta venendo in questo momento, sfidando coprifuoco, sfidando cose anche allucinanti, insomma, difficili anche da... No, nel senso, sì, insomma, corri di qua, corri di là, ma devi tornare a casa per le 11. Insomma, è complicato per uno spettatore, diciamolo. È il pubblico più motivato. Quindi anche se ce n'è, diciamo, meno, perché necessariamente ce n'è meno, c'è mezza sala di solito, quello che viene è un pubblico che ha veramente voglia di ritrovare il teatro, e per noi che stiamo riprendendo è come dire... Una bella energia. Per farti un esempio, ieri abbiamo fatto Don Chisciotte a Bolzano in un parco, quindi anche, insomma, esposti a rumori, eccetera, eccetera. Il pubblico che si trovava lontano da noi, coperto dalla mascherina, per farci sentire la sua presenza, veramente ha fatto molti più applausi del solito, anche a scena aperta, proprio per dire... basta, fermatevi, andate via. No. Per dire siamo con voi e stiamo partecipando, cioè siamo vivi, anche se non ci vedete sorridere, noi ci siamo e siamo con voi, quindi questa è una cosa che... Non serve, ci commuove. È molto toccante, in effetti, cioè questo modo di cercare di superare le barriere. Abbiamo dovuto cambiare comunque le parti dell'improvvisazione, perché non puoi avere il contatto fisico, c'è la distanza dei 4 metri, quindi abbiamo modificato i nostri spettacoli, però cercando sempre di mantenere quell'aspetto che ti lega inevitabilmente dal pubblico. Questo diciamo diventa poi una cifra stilistica di tutti i vostri spettacoli, quindi è un aspetto che ritroveremo anche in Don Chisciotte. Beh sì, Don Chisciotte è il primo capitolo della trilogia, quindi in qualche modo da un punto di vista storico anche arriva prima del Romeo e Giulietta, perché prima di incontrare Veronica Franco, questi due comici in sovraimpressione, che sono inginocchiato Girolamo Salimbeni nell'atto di recitare Don Chisciotte e in piedi Giulio Pasquati mentre recita il Cavaliere della Biancaluna, ci siamo immaginati, e neanche troppo immaginati, che questi comici venissero condannati a morte per aver come dire, recitato durante la Quaresima, insomma per aver trasgredito alle regole. Cosa chiedono come ultimo desiderio prima di essere impiccati dall'Inquisizione? Chiedono di, un po' sulla scia delle 1001 notte, chiedono di recitare una storia, sperando appunto che questa storia gli doni come minimo un'ora di vita. E quale storia scelgono? Scelgono, essendo due che cercano di salvarsi attraverso il teatro, scelgono la storia del più grande sognatore di tutti i tempi, quindi di Don Chisciotte e di Sancho Panza, e una delle coppie comiche più famose di tutti i tempi, che ha poi ispirato a cascata tutta una serie di riferimenti tra l'alto e il basso, il clown bianco e l'Augusto, appunto ma anche in commedia dell'arte il primo Zanni, il secondo Zanni, quindi Brighella, Arlecchino per esempio, sono tutte evoluzioni di un modo di scrivere del rapporto servo-padrone, per esempio, cervantiano o cervantino, come si dirà? Servillo. No, Servillo, c'è Cervantegno. Ho fatto un balzo nella contemporaneità. Pari. E come è nata appunto questa trilogia, e come mai appunto è nata proprio da questa coppia di comici e parallelamente da Don Chisciotte e Sancho Panza? Sì, diciamo anche che l'ultimo della trilogia è... L'ultimo della trilogia, c'è anche l'ultimo della trilogia che è Il malato immaginario. Perché è nata questa trilogia? Perché in realtà all'inizio siamo partiti, eravamo solo io e Marco, e eravamo veramente all'inizio, non avevamo niente, la compagnia c'era soltanto il nome, qualche spettacolo di repertorio, ma poca roba. E diciamo abbiamo giocato l'ultima carta, abbiamo detto come possiamo fare a metterci in gioco, siamo due. Marco mi ha proposto appunto la coppia comica più famosa, da Don Chisciotte e Sancho Panza, di farla sotto forma di commedia dell'arte. È nato questo spettacolo dall'incontro anche
di me e Marco col teatro di strada che avevamo fatto i 2 anni precedenti, e questo spettacolo è nato dalla necessità di andare in scena, ma dalla necessità di lavorare, cioè avevamo bisogno di lavorare, eravamo 2, e è un teatro veramente, se vedete lo spettacolo, ha pochi oggetti di scena, ha una scenografia scarna, e tutto il percorso poi che è stato della trilogia dei comici, che è nata per caso, perché alla fine di Don Chisciotte tutti ci chiedevano: ma come finiscono Girolamo Salimbeni e Giulio Pasquati, cosa gli succede ora? E fortunatamente abbiamo trovato Anna è entrata in Passava di lì. No, Anna ha cominciato a collaborare con noi, abbiamo rifondato Stivalaccio sia grazie ad Anna sia grazie allo spettacolo Don Chisciotte, e è venuto da sé continuare con il Romeo e Giulietta, cioè fra le persone, fra il pubblico che ci chiedeva di andare avanti, fra l'arrivo di Anna, è stato automatico fare anche il Romeo e Giulietta, che vede anche uno sviluppo sia nello spettacolo che sia nella compagnia, viaggiano parallelamente, no? E quindi lo spettacolo ha già un attore in più, che ha un costo in più. Perché in più? Che costo? Sì. E ha più scenografia, è uno spettacolo più corposo, fino ad arrivare alla trilogia, no? alla chiusura della trilogia con Il malato immaginario, dove la compagnia è ormai formata, siamo 5 attori in scena, una scenografia importante, uno spettacolo che vede anche la coproduzione col Teatro Stabile del Veneto, e ha come sottotitolo importante L'ultimo viaggio, un po' come se fosse la chiusura di questo percorso nel mondo dei comici dell'arte, Salimbeni e Pasquati, che ci ha visto lavorare per 6 anni, no? Uno ogni due anni. Sì. Quindi diciamo che potremmo incoraggiare il pubblico a venire a vedere tutti e 2 gli spettacoli per ora in programma, proprio se anche perché se no il prossimo anno, quando verranno a vedere il terzo, dopo come non capiranno niente. Alcune piazze l'abbiamo già fatto, ma lo rifaremo. Beh, il circuito sono 27 teatri e c'è tanto modo di girare. Infatti ricordiamo le date appunto per lo spettacolo Don Chisciotte Tragicommedia dell'arte, che sarà a Grado il 25 e il 26 giugno e a San Vito al Tagliamento il 27 giugno con una doppia replica, quindi una pomeridiana e una serale. Così ci sono insomma tante possibilità per il pubblico del Friuli Venezia Giulia di seguirlo. E appunto, cioè magari sono già affezionati a questa coppia di protagonisti che alla fine sono 2 personaggi realmente esistiti, mi raccontate. Sì, sono tutti, anche Veronica Franco, anche Madeleine Poquelin e Molière dell'ultimo capitolo. L'ispirazione prende un po' parte da un testo pubblicato da Luigi Rasi, che è stato uno dei più grandi storici italiani della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, che appunto alla fine dell'Ottocento scrisse un libro che si chiama I comici italiani, un libro in 3 volumi, dove raccoglie la biografia di tutti i comici dal Cinquecento in poi, quindi da Tristano Martinelli, per capirci, per arrivare fino a Eleonora Duse. All'interno di questo libro e di questo strumento straordinario, che poi è veramente uno dei punti base su cui poi si è sviluppata un po' tutta la letteratura teatrale del Novecento, parlo appunto di studi letterari, raccoglie le biografie di tutti questi comici, e quando ho proposto a Michele appunto di fare Don Chisciotte ci serviva un contenitore per questo, perché non volevamo fare semplicemente Sancho Panza e Don Chisciotte che raccontano la loro storia, no, ci serviva un motivo, e doveva essere un motivo forte. E leggendo appunto le biografie di questi comici ne ho trovati 2 che lavoravano assieme, come già all'epoca facevamo io e Michele, e che fatalità, uno era veneto e uno era toscano, perché Giulio Pasquati era originario di Padova e Girolamo Salimbeni in arte piombino di Firenze. Nella biografia di Pasquati si racconta un episodio dove proprio Pasquati e Salimbeni e il capocomico Andreini rischiarono la vita perché avevano offeso il duca di Mantova. Quindi, rappresentando uno spettacolo, avevano preso in giro, canzonato il duca di Mantova, e il duca di Mantova li aveva
condannati a morte. Da questo proprio che è uno stralcio di una lettera di Pasquati è nata un po' l'idea di appunto di raccontare il Don Chisciotte. Poi, per chiuderti, sempre nella stessa biografia si racconta dell'incontro dei comici con Enrico III di Valois e poi di conseguenza l'incontro da noi inventato con Veronica Franco. E poi, invece, nella biografia di Salimbeni, accennavo prima, si racconta che questi comici dell'arte divennero talmente famosi, soprattutto talmente amati agli occhi di Enrico III, che una volta portati alla residenza di Fontainebleau, on dit comme ça, Fontainebleau, ebbero un successo talmente straordinario che poi le guardie di Versailles, che facevano la guardia alla villa, alla residenza di Versailles, scelsero i nomi dei comici dell'arte, dei personaggi dei comici dell'arte, per fare il cambio della sentinella. Quindi quando si incrociavano la parola d'ordine era pantalone, l'altro rispondeva arlecchino. Questo ci ha dato l'idea, insieme ovviamente a tutta la storia di Molière, allievo di Scaramucci, insomma, che aveva un grande rapporto con i comici italiani, per fare il terzo capitolo, che quello è molto inventato, diciamo, anche un salto temporale pazzesco, ma questi comici li abbiamo fatti lavorare con Molière nel suo ultimo giorno di vita, possiamo dirlo, perché il malato immaginario alla terza recita Molière abbandona definitivamente le scene. Questo è proprio un sunto di tutto il percorso. Io penso che adesso sia molto interessante anche per chi ci sta ascoltando avvicinarsi allo spettacolo, e quindi penso sia il momento per guardarci uno dei trailer che sono anche sul canale YouTube di Stivalaccio Teatro. Nello specifico io guarderei quello di Romeo e Giulietta, sempre perché è la prima data che ci aspetterà in Friuli Venezia Giulia, e quindi ci guardiamo insieme il trailer per vedere un po' com'è in teatro. Trailer. Ma perdonate, cortesi spettatori, le nostre disadornimenti. Se osiamo portare qui, su questo indegno palcoscenico, un sì grandioso argomento. Sopperite alle nostre deficienze con l'ingegno delle vostre menti. Moltiplicate per 10 ogni uomo. E quando udrete parlare di cavalli, immaginate di veder cavalli veri stampare sul terreno l'orme degli zoccoli. Ma permetteteci ora di entrare nella storia e ascoltate con benevola pazienza il dramma che vi vogliamo raccontare. Vostro compito, vostro compito sarà mettere in scena la più grande storia d'amore di tutti i tempi. La tragedia di Romeo e Giulietta. Ma sì, Giulio! Romeo e Giulietta è proprio una delle ultime che si recitavano al... Ma non si può fare! Permettimi di presentarti, come tu ti chiami? Veronica, attrice di fama internazionale. Signori, se un scherzo. Sì. No, che permetto una parola. Giulio, questa è un'attrice bravissima. Questa qua? Sì, Giulio, questa è una Giulietta perfetta. Girolamo, questa, guarda, questa qua come minimo, Giulietta, si è agamagnata. No. Guarda! È l'Oriente, e Giulietta è il sole. Sorgi, bel sole, e scaccia l'invidiosa luna, già malata e livida di rabbia, perché tu sei molto più luminosa di lei. Oh, Romeo, perché sei tu, Romeo? Che c'è, lo posso fare io, Romeo? Ciao, sta tranquillo, Moro, sei abbattuta. Dal principe 5 parole, per l'improvvisazione. E poi useremo per il terzo e il quarto atto. Sì, signori, ma il principe non che se... C'ha ragione, il principe non c'è. Però che abbiamo il pubblico. È giusto? E il pubblico è sovrano. Ho capito, Giulio, ma queste parole, ma che bisogna usarle tutte in fila? No.
Le 5 parole le puoi utilizzare, sparse all'interno delle scene che verranno. Sai tu cosa che ti succede? Te mando lontano, lontano, in mezzo ai monti, in mezzo alle brecchene, dove non che se nessuno, nel paese di Antesegnano! Sì! No! Morire. Dormire. Forse sognare. Ma in questo sonno di morte, quali sogni possono venire? Cosa ti ga, Giulietta, che non ti può dormire? Mi col Mario lontano e piango notte di Giulietta i suoi dolori, pensando al suo marito, la va dal confessore, salveme il mio marito. Cosa ti ga, Giulietta, che non ti può dormire? Mi gona doggia il cuore, mi pare de morire. Dormi, dormi, Giulietta, che presto sarà di. Dormi, dormi, Giulietta, che dormirò anche a me. Romeo, questo lo bevo per te. Brividi. Si ride, ma anche delle emozioni. Bravi, bravi. Ubu. Direi che a questo punto siamo assolutamente pronti tutti e tutte a tornare a teatro. Ho un'ultima domanda per voi, che è un po' una domanda di rito per questa nostra rubrica, ovvero se avete qualche ricordo speciale o qualche ricordo specifico legato al pubblico del Friuli Venezia Giulia, che sicuramente avete già conosciuto. Del pubblico del Friuli Venezia Giulia? Non conosco. Per adesso no, ma siamo sicuri che ne verranno tanti con le prossime repliche. Ti ricordi? No, il teatro di Ursaria. Era bellissimo. C'era una sala stracolma e io ricordo quello soprattutto. Poi a Grado che pioveva, che Dio la mandava. Io ricordo anche ma sai cosa? Polcinigo. Quello, microscopico. Abbiamo fatto il teatro del Polcinigo, che ha un palcoscenico molto piccolo, ma lo saprai meglio di noi. E siamo riusciti a far stare con un gioco di incastri la scenografia del Malato Immaginario. È lo spettacolo più grande che abbiamo. La cosa divertente è che le uscite in quinta c'era la quinta, cioè la tenda, ci mettevamo una tenda sopra, mettevamo la tenda e poi c'era un enorme termosifone che tu per stare al coperto ti appoggiavi con la testa e la cosa bella è che questo, come dire, questa bomboniera faceva risuonare il pubblico, cioè il pubblico era veramente come raccontargli una storia cioè proprio in un luogo comune, non si sentiva proprio la distanza palco-platea, e queste sono le cose che a noi piacciono di più. Molto. Restano, sicuramente il pubblico di Polcinigo e non soltanto vi aspetta con entusiasmo, quindi io vi ringrazio, quindi grazie Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppelli, Stivalaccio Teatro. Tutte le date sia di Romeo e Giulietta, L'amore saltimbanco, sia di Don Chisciotte, Tragicommedia dell'arte, le abbiamo ricordate prima e sono sul nostro sito rtfug.it, e quindi non ci resta che darci appuntamento a teatro molto presto. Viva teatro. Appuntiamoci. Vi aspettiamo. Venite. Ciao. Grazie Angela. Grazie mille. Grazie mille, buona serata a tutti e tutte, e anche a chi ci ha seguito in questa puntata del Teatro a Casa Tua. Vi aspettiamo. A casa tua? No, vi aspettiamo a